Le manifestazioni di bentornato, sabato notte al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, la festa per Marco Zennaro è proseguita anche il giorno successivo. A Venezia, decine di parenti, amici e conoscenti si sono dati appuntamento sotto la casa dell'imprenditore rimasto bloccato per quasi un anno in Sudan per motivi giudiziari. Da Campo San Bortolo, attraversando il ponte di Rialto, i festeggiamenti si sono spostati sotto i portici della pescheria in un abbraccio che ha commosso lo stesso Zennaro. Il fatto di crescere a Venezia è un qualcosa di più, valori di intima amicizia, questa città li merita e si è visto nella risposta che ha dato alla mia situazione. Venezia non ha mai fatto mancare il suo supporto, striscioni, cortei acquei e a piedi, manifestazioni sportive e un'intensa campagna sui social network. È una gioia immensa nella sua città, nel suo cuore pulsante, Rialto, ritrovarci tutti insieme, ritrovare Marco e avere una prospettiva con lui di continuare ad essere in questa città presenti e vivi. Gli abbiamo fatto una festa come amici di vecchia data, abbiamo voluto fargli sentire tutto il nostro affetto, quindi diciamo che oggi abbiamo da sorridere finalmente dopo tanti periodi difficili. A casa, nella propria città, i 361 giorni in Sudan, dei quali 75 in prigionia, appaiono davvero lontani, tanto che Marco Zennaro si lascia andare e si improvvisa telereporter con gli amici che lo hanno sostenuto da lontano in questo difficile anno. Lei è uno dei principali protagonisti del Sosteniamo Marco. Che impressione le fa vederlo qua felice e contento dopo tanto tempo passato in un posto orribile del mondo? Beh, le emozioni sono tantissime. Se penso a quello che è successo in quest'anno, ho vissuto io personalmente, ma tutta questa comunità che è qui presente, tutte le emozioni possibili. Ancora poche ore di svago e per Marco Zennaro sarà già ora di tornare a sedersi alla scrivania della sua azienda, di tornare a lavorare. Devo a proposito ringraziare tutti i dipendenti della Zennaro che hanno portato avanti per un anno difficile per tutti, ma soprattutto anche per loro, un'attività imprenditoriale a conduzione familiare e non è facile portarla avanti senza il titolare. Voglio salutare e ringraziare Marco Zennaro, che è uno straordinario inviato, adesso devo dire da inviato di Antena 3, per raccontare il suo rientro. Grazie e buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Mi fa molto ridere ripensare appunto a quei momenti di estrema gioia e compartecipazione poi con la gente che era lì. Si vedeva che erano veramente su un altro pianeta. Comunque, sì, perché lei non è timido. Non è timido lei? No, io non sono timido, io mi ritengo, anche per i miei comportamenti, abbastanza riservato. Sono uno che va a vogare la mattina presto, alle 6:30 della mattina, sono uno che si fa abbastanza gli affari propri, anche se comunque nella cerchia della mia riservatezza conosco un sacco di persone, un sacco di amicizie, però difficilmente mi lascio andare a questi, diciamo, sfoghi così. Va bene, Marco, noi abbiamo abbiamo moltissime immagini di questo anno praticamente che lei ha passato, io ho detto sequestrato in qualche maniera di fatto, poi c'è un processo, se vorrà parlare, sono tante cose ovviamente che ha vissuto in Sudan. Tanti servizi, guardi, mi va alla memoria anche perché siamo vicini, il 13 giugno dell'anno scorso, che era la festa di Sant'Antonio, che era particolare perché univa Venezia a Padova, appunto alla Basilica del Santo. Eravamo a bordo di una delle barche e il patriarca, guardando tutti i manifesti, i lenzuoli, no? Marco Libero, le ha rivolto un appello e lo ha fatto tante volte. Lei lo ha incontrato, poi lo ha ringraziato, il patriarca, tra i tanti ovviamente che si sono prodigati non solo con dichiarazioni in suo sostegno? Sì, il patriarca Francesco è stato una delle prime persone a cui ho tenuto a portare di persona i ringraziamenti miei e della mia famiglia, perché lui, come tutta la comunità ecclesiastica veneziana, anche nel ricordo di Gian Matteo Caputo, che io chiamo
Don, che io chiamo Gian Matteo in maniera amichevole, però anche lui, che è il sacerdote parroco della chiesa di Santa Lucia, che mi ha sposato, ha battezzato i nostri 3 figli, si sono dati molto da fare, al punto di arrivare a far pronunciare al Papa una frase che ricorderò sempre quando ero lì in Sudan, che in qualche modo incitava a tenere duro a tutte quelle persone che erano ingiustamente detenute nel mondo, e io mi sono molto sentito partecipe e oggetto di una preghiera di una comunità intera, che era la comunità parrocchiale veneziana, in cui lei con la sua famiglia è molto inserito e molto propositivo. Allora, Marco Zennario, io intanto volevo ringraziarla, è diverso tempo che noi ci sentiamo, siamo riusciti a organizzare questa intervista ed è la prima volta che lei, a parte quelle ovviamente che abbiamo visto appena ritornato nella sua Venezia, è la prima volta che lei partecipa a una trasmissione televisiva. Ho tantissime domande ovviamente da farle. È vero, tanto ricordo che arrivato la domenica, lunedì mattina era già in azienda, no? È vero? Sì, questo sì. Cioè, a proposito del suo carattere, quello che diceva poco fa. È la dedizione al lavoro, non è uno spirito di sacrificio, perché i sacrifici sono altri nella vita, è una forma di dedizione e di rispetto anche per chi questa azienda l'ha portata avanti nonostante tutto e nonostante tutte le difficoltà incontrate e i punti di domanda sul futuro. Mi sembrava quantomeno rispettoso di condividere anche la gioia del rientro, perché non è solo poi l'attaccamento, la dedizione al lavoro, ma anche una gioia ritornare al proprio posto assieme ai propri dipendenti. Insomma, è stato molto, molto forte ed intimo quando ho aperto il cancello dell'azienda, c'erano tutti i dipendenti che mi applaudivano con un cartellone "Bentornato Marco". Certo. Io ridendo gli ho detto: guardate che 5 minuti va bene, ma dopo si ritorna subito a lavorare, quindi vabbè, insomma, è così. Senta, è cambiata la sua vita, no? Il suo approccio alla vita in questi mesi adesso di ritorno? Credo la viva forse un po' più con una lentezza, non lo so, come la possiamo definire? Assaporando ogni momento? No, in tanti mi hanno, cioè, un po' anche minimizzando poi quello che sono le tematiche quotidiane, in tanti si approcciano o cercano di farmi dire che sono cambiate le priorità, ti saranno cambiate le priorità, ma alla fine, se poi noi guardiamo bene, le priorità sono le medesime. La famiglia. Sono la famiglia, sono il lavoro, sono lo stare bene, lo stare in compagnia, cercare di sorridere, cercare di far sorridere, che non sono diverse dalle priorità di un'altra persona, non dovrebbero almeno essere. Solo sono cambiate, come ho spiegato o cerco di spiegare. È cambiato la definizione la descrizione, la definizione di priorità. Priorità nel mondo in cui viviamo a volte assume un atteggiamento, non un atteggiamento, un significato quasi ansiogeno, che deve essere a tutti i costi risolta nel più breve possibile, altrimenti diventa impossibile portare. Invece io credo che la priorità abbia come principio fondante l'importanza della cosa, dell'attività, del suo svolgimento, per cui una cosa importante va svolta, non va frettolosamente metabolizzata come una cosa ansiogena da dover a tutti i costi fare. Affrontarla senza ansie. Senta Zennaro, è vero che adesso lei ha 3 figli, l'ha ricordato poco fa, è una moglie straordinaria che ha fatto l'avvocato, che fa l'avvocato e si è molto impegnata ovviamente anche dal punto di vista burocratico, ho capito bene, no? Dai suoi racconti per la liberazione. La sua bimba, la più piccola, ha ancora paura la mattina quando esce?
per il timore che lei non ritorni subito, ecco. Qualche volta io, anzi più di una volta, io esco prima che lei si svegli e cerco di fare il minor rumore possibile per non svegliarla, però un po' anche il suo dormiveglia mattutino si sveglia e quando sto uscendo viene quatta quatta e mi dice: papà, torni, vero, questa sera non andare lontano, me lo dice un po' in dormiveglia, un po' rassicurandola, la rimetto a letto, rassicurandola che ci vediamo a cena, intanto divertiti all'asilo e fai le tue cose. È molto, sono delle scene un po' intime, un po' molto particolari da raccontare, però nell'assurdo la più piccola è quella che ha sentito di meno, ecco, il distacco del proprio padre, perché poi insomma si è trattato di un distacco fisico, morale, mentale, insomma è che la sua età di 4-5 anni questo distacco è stato meno impattante secondo me rispetto a quello che può essere stato anche per gli altri due che hanno 12 e 11 anni, o anche per mia moglie stessa o per mia madre stessa, insomma per tutte le persone a cui sono legato in maniera speciale, ecco. Senta, ha l'impressione, ricordo insomma, produce trasformatori, questa partita da 200.000 euro, ricordo bene, no? Venne sequestrata, convinta, l'hanno accusata di truffa e quindi è per quello che poi l'hanno arrestata. Lei dice ancora oggi insomma, che erano talmente fallati come da accusa questi trasformatori che invece sono lì, valgono molto di più oggi e se li sono anche voluti tenere. Una parte invece lei è riuscito a recuperarli, ma la mia domanda è questa: ha l'impressione di essere finito in un gioco diverso, in un gioco più grande? Io ho ancora l'impressione che qualcosa dobbiamo ancora vederlo in questa grossa spazzatura in cui io sono finito, mio malgrado, perché conosco il paese da quando seguivo papà con i pantaloni corti. Andavamo, mi ricordo, a fare queste riunioni in questi uffici dove la gente era distesa che mangiava datteri e noi firmavamo contratti sì. tra un dattero e l'altro. Dopodiché, insomma, quindi il paese lo conosco, la gente lo conosco. Purtroppo negli ultimi anni si è in qualche modo è stato portato ad una situazione irreale, illogica, sostanzialmente spettro di una società che è schiava di diverse fazioni militari, per cui ogni fazione militare controlla una parte del paese. Io credo che di essere stato l'oggetto del contendere di un mercato che prima apparteneva a una certa fazione e la mia reintroduzione in quel mercato ha dato fastidio e quindi probabilmente sono stato in qualche modo osteggiato e tra virgolette respinto in maniera violenta. Ma quindi chiude il mercato col Sudan, che appunto lei dice va avanti da diverso tempo, dalla generazione precedente, quella di suo papà? Ma io adesso in Sudan abbiamo aperto naturalmente adesso il valore è sotto gli occhi di tutti, i materiali se prima costavano 10 adesso costano 50, quindi i materiali, per fortuna il trasformatore non è un materiale che si deteriora nel tempo e né passa di moda, perché non è un telefonino, non è un iPhone 5 che dopo 5 anni c'è l'iPhone 14 per cui non vale più.
e adesso una grossa parte di trasformatori è in un magazzino di quella partita là famosa, no? Di quella partita là è in attesa di sviluppi. Non voglio dire altro perché non mi sembra neanche corretto al momento dire cose che non però la mia idea rimane quella di ritornare del capitale che attualmente giace in un paese allo sbando, ecco, e quindi in qualche modo l'ho messo in sicurezza. Però non hai intenzione di chiudere i propri rapporti commerciali con il Sudan? No, non si chiude, per assurdo, io il Sudan lo conoscevo, lo conoscevo in un'accezione molto anche retrograda, molto legata a determinati assetti societari. Adesso invece si è completamente ribaltata, per cui anche in prospettiva futura mi trovo con un passo più diverso, ecco, certo. più moderno. Dunque, dal 1° aprile, se non ricordo male le date, del 2021 a marzo, appunto il 14 ritorno a Venezia del 2022, 361 giorni di cui 75 di prigionia. Lei più volte ha raccontato e detto qual è stato il momento più duro. Pensava, temeva di morire là, eravate in 50 con non so quanti gradi in un'unica cella, non aveva possibilità di comunicare, addirittura non le davano da mangiare. Poi c'è stato un momento di una svolta in cui da quando ragionava sul se tornerò a quando tornerò, no? Lì ha capito che qualcosa forse si stava muovendo. Qual è stato il momento più duro? I momenti più duri sono anche quotidiani, non è che c'è un momento particolarmente duro, ci sono dei momenti particolarmente frustranti che ricordo, che mi interrompono nella quotidianità il fluire dei pensieri attuali in maniera corretta, perché sono delle esperienze estremamente dolorosi, frustranti e anche dirompenti per la loro portata. Però individuarne uno no, è più un processo di maturazione e di costruzione del proprio pensiero, e cercare di essere pronto a fare in modo che qualsiasi cosa ti succeda, la tua mente in primis, perché la forza fisica era evidentemente soggiogata da quelle che erano le condizioni ambientali che non sono possibili per noi europei sostenere. Ho cercato di settare in qualche maniera la costruzione di una fortezza mentale per la quale qualsiasi cosa succedesse il mio pensiero si ancorasse alle cose più forti, più stabili, più importanti della mia vita, che sono appunto i miei figli, mia moglie. E quindi ero conscio che in qualche modo, anche perché caratterialmente insomma sono anche così, in qualche modo ce l'avrei fatta a riabbracciare i miei figli, a riabbracciare mia moglie, poi tutto intero fisicamente non lo sapevo, ma mentalmente dovevo tenermi pronto. Cioè la sua mente, lei era in un altro luogo, era in un luogo rifugio, a soffrire era il corpo, questo ci ha detto? Sì, in poche parole sì, dovevo riuscire ad essere ad un certo punto seguito, anche perché non è facile costruirselo da solo questo, sì. Cioè, è un esercizio che ognuno di noi deve applicarsi per poter arrivare, però la conduzione
i suggerimenti mi sono arrivati da due professoresse, da due professioniste, una psicologa e una psichiatra, la dottoressa Borsa e la dottoressa Ceschine, che hanno in qualche modo suggerito quello che poteva essere un percorso, un cammino di salvezza per la propria Questo Zennaro testa, durante la prigionia, cioè quindi quando aveva quella possibilità di prendere il telefonino, poi le chiedevano dei soldi pur di avere questo telefonino, poi lei a un certo punto ha detto non mi interessa più il telefonino e alla fine il carceriere l'ha lasciato, cioè perché poi c'era anche questa cosa un po' strana, insomma, riusciva a comunicare poco, cioè aveva... No, questo dopo. Quindi quando eri in ambasciata? Sì, il periodo detentivo, i rapporti con l'esterno si basavano esclusivamente su un SMS. Io mi ricordo che telefonavo la sera a tavola con i bambini, con mia moglie straordinaria che appunto mi raccontava, cioè cercavano di raccontarmi la giornata, dei voti presi a scuola, di quello che si faceva, di quello che non si faceva. Senta. Dopo, questo era un modo di comunque vedere al di là delle sbarre del postaccio in cui ero finito. Senta, io voglio ringraziarla. Lei ha negato sempre ci siano state delle violenze appunto durante quel periodo detentivo, no? Anche se le dicevano farai la fine dell'egiziano, che poteva essere un riferimento ovviamente a Regeni, se non ti comporti bene. Questo lo conferma? Allora, dal punto di vista fisico non mi hanno mai toccato. Mentale però, psicologico. Non c'è stato un momento, anche perché comunque loro non sono violenti di natura, non è un popolo violento e non hanno mai perpetrato alcuna forma di violenza fisica nei miei confronti, anche perché un po' sono capace a reagire, a difendermi, un po' anche perché non era il modo e penso il loro scopo. Il loro scopo era quello di annichilire la volontà di resistenza, della mia resistenza e in qualche modo quindi da togliermi il telefono, da non darmi da mangiare, da non farmi uscire, cioè tutte queste cose piccole che sono delle piccole torture quotidiane a cui a un certo punto ho pensato bene di non tenerci più, di non dire non mi date il telefono, va bene, non importa. Non importa, esatto. Non importa. Senta Zennaro, prima le ho chiesto ovviamente i rapporti con la sua famiglia, la bimba, insomma quali conseguenze. Lei si sente di raccontare, diciamo, perché un insegnamento difficile trarre da una vicenda di questo genere che, come detto, è passata sopra la testa e forse significava altro e purtroppo l'ha coinvolta. Però, diciamo, una conseguenza sua interna c'è oggi? Cosa porta dentro di sé? Non sono ancora così sereno, ecco, come vorrei essere. Non sono ancora, ogni tanto parlando così un po' alla spiccia dico che non sono ancora in bolla, cioè non sono ancora diciamo libero. Sì, non sono ancora così esente dai ricordi, rabbia l'ho lasciata, perché la rabbia è un sentimento forte che però in questo preciso momento non è giusto e non è soprattutto positivo e costruttivo averla, perché ho passato molto tempo sommerso di rabbia durante le fasi in cui ero in hotel, ero in ambasciata e purtroppo la rabbia è un'accezione della propria personalità che è poco costruttiva. Certo. E adesso quindi non porto neanche rancore per chi mi ha
mi ha condotto in quella situazione. Devo cercare di focalizzare l'attenzione su quelle che sono le cose meravigliose che abbiamo. Ieri noi abbiamo una piccola terrazza e guardavo appunto il cielo, il tramonto che c'era ieri a Venezia, era qualcosa di meraviglioso. E non è scontato, no? Non è scontato, noi vediamo tante cose così scontate, vediamo la bellezza che ci circonda come una cosa così che ci è capitata, ma non è scontato. Marco, io andrei avanti per ore ovviamente, ma voglio rispettare la sua disponibilità. La sua disponibilità. L'aiuta a parlarne? Sì, io dico sempre, anche l'altro giorno mi sono trovato con un mio amico che scrive libri e mi ha proposto di scrivere un libro, di raccontarlo in un libro, no? Raccontare in un libro, no, il problema è ma non ti rompi le scatole da raccontare. No, perché ho ricevuto talmente tanto supporto dalle persone che mi sento in qualche modo di ricambiare questo supporto anche scambiando due parole piuttosto che certo. Non so perché non la vediamo più, forse sta ricevendo una chiamata. Può essere che non so se forse sì. Ah, ecco, grazie. Comunque ho capito. Ma scriverà un libro allora, no? Sì o no? Per ora no? No, perché ci sono ancora tanti risvolti bisogna aspettare. Bisogna tenere nascosti, anche perché sono molto particolari. Grazie per essere stato con noi, grazie davvero a Marco Zennaro e un abbraccio a lei e alla sua famiglia. Grazie davvero. Grazie. Pochi istanti invece noi racconteremo un altro aspetto di quest'ultimo weekend, che è invece il successo del Petrarca Rugby. A tra poco.